Benvenuti nel nostro Face to Face. Voglio subito presentare l'ospite di questa puntata con una brevissima scheda introduttiva. Uomo riservato, profondo conoscitore del calcio dilettantistico siciliano, l'allenatore per tutte le stagioni. Con noi nel nostro Face to Face Corrado Mutolo. Ciao Corrado, ben trovato. Ciao Ettore, Ti rivedi grazie. un po' in questa piccola scheda? Perfetto. Senti, la prima domanda però è un po' particolare, ma tu ti ritieni un timido oppure dal carattere spavaldo? Ecco, chi è veramente Corrado Mutolo? Corrado Mutolo è una persona innanzitutto che alla base la regola numero uno è il rispetto verso il prossimo. Sono una persona molto riservata, non mi piace mai fare proclami, però nello stesso tempo sicuro di se stesso, di quello che posso dare. Porti sempre a compimento comunque il tuo obiettivo. Diciamo che sono una persona che mi ritengo un allenatore di campo e quindi mi pongo degli obiettivi e faccio il massimo per raggiungerli. Proprio riguardo alla figura dell'allenatore, quanto è difficile allenare oggi in Sicilia? Allora, io farei un discorso in generale, è diventata difficile la figura dell'allenare, gestire veramente, perché anche nei professionisti l'allenatore ha delle grosse difficoltà, perché ormai gestire tanti ragazzi non è facile. Da soli soprattutto. Da soli. In Sicilia soprattutto, dove mancano le strutture, mancano, ahimè, anche un discorso economico, perché come soprattutto nelle nostre categorie un campionato di eccellenza è molto dispendioso, quindi bisogna far fronte a tante difficoltà, quindi certe volte non si fa solo l'allenatore, ma si deve fare il psicologo, più di un ruolo. Però alla fine quando si sceglie di fare allenatore vuol dire che c'è quella indole che ti porta a fare anche altro. Però, come detto, è molto molto difficile perché sono cambiati i tempi. I giovani... Ma in questo caso, Corrado, ci si scontra più con i presidenti o più con i tifosi? No, non tanto con i tifosi. Io non ho peli sulla lingua, devo dire che sono cambiati anche i presidenti, sono cambiati i direttori sportivi. Prima i presidenti erano... i presidenti entravano, davano mandato all'allenatore, al direttore di fare la squadra, non si vedevano quasi mai, adesso vogliono primeggiare e questo anche, ahimè, influisce e diventano molto amici dei giocatori, quando invece nel rispetto dei ruoli condivido. Non c'è più il rispetto dei ruoli, quindi è molto difficile fare calcio come si faceva una volta. È vero. Senti, ma l'allenatore tutto cuore ed emozione, secondo te si è trasformato adesso in un allenatore 3.0? Per intenderci, è un allenatore che naviga tra statistiche, mental coach, match analyst e tanto altro. Cioè è finita la figura di quell'allenatore veramente solamente cuore ed emozione? No, secondo me no, secondo me è subentrato, come li chiamo io, che certe volte sono i venditori di fumo, nel senso che si vuole apparire e magari si cambia la personalità, ma un allenatore deve essere se stesso, è come prendere Conte e risvoltarlo, farlo diventare un'altra persona, non riuscirebbe a dare alla propria squadra. Ma queste figure però sono servite Certo. all'allenatore, no? No, tu ti riferivi alle figure, sì, certo, tutte le figure sono importanti, è normale, nel calcio di oggi queste figure diventano fondamentali, però l'allenatore rimane sempre cuore se l'allenatore non diventa un leader difficilmente porta a termine una stagione. Assolutamente. Senti, ma dopo la partita stacchi la spina oppure sei sempre portato ad analizzare, magari possibilmente col tuo staff, oppure chissà, ad analizzare il tutto da solo? No, dopo la partita diciamo che con lo staff parlo sempre, parliamo delle cose che sono andate o quantomeno poi lo fai quasi subito? lo analizziamo. Lo fai quasi subito dopo la partita oppure insomma cerchi un po' prima di scaricare? In alcuni casi sì, diciamo che soprattutto quando non si vince,
quando si vince lascio i ragazzi tranquilli, li faccio festeggiare, quando non si vince cerco subito di quantomeno di lavorare sul morale, o se dire subito qualcosa ne va, perché poi il martedì si deve pensare subito a Quindi lavorare. in questo caso non stacchi la spina, Non stacco la continua spina. ad essere sempre quello che è operativo. terribile da sempre è la notte, che sia che vinco che perdo, l'adrenalina non mi fa chiudere la L'adrenalina notte. non va via mai, è vero. Senti, ma quali sono gli oggetti calcistici che insomma porti sempre con te nella tua scatola dei ricordi, quelli che fanno parte poi alla fine anche della tua vita calcistica? No, ma per me è tutto esperienza. Io ricordo che dopo ho iniziato abbastanza giovane ad allenare, ho fatto tanti sacrifici per farmi conoscere in gran parte della Sicilia. Addirittura un anno sono andato ad allenare al campionato in corso ad Aragona, viaggiavo da Palermo tutti i giorni, la mattina Questo sì che era un sacrificio, avevo mio figlio piccolo, quindi mio figlio c'ha 21 anni, allora aveva 6 anni, che non si voleva staccare da me, e quindi la mattina alle 5 di mattina prendevo il pullman per entrare a Palermo per lasciarla a scuola, quindi ne ho fatti parecchi, però lì mi è servito per poi allenare a Campofranco, dove abbiamo fatto un'ottima stagione, insomma tanti sacrifici dove mi sono serviti per continuare ad allenare. Mi hai bruciato la domanda che avevo preparato dopo, cioè quali erano effettivamente i tuoi sacrifici facendo l'attività da allenatore, ma me lo hai detto, il sacrificio di accompagnare il bimbo a scuola, di fare tanti Sì, ho chilometri. sacrificato la famiglia, perché comunque i fine settimana vivevo da solo, Certo, eri per esempio lontano da anche ad casa. Agrigento sono andato via da solo perché mia moglie lavorava e quindi non mi ha mai seguito, quindi la famiglia, tra virgolette, l'ho anche trascurata vivendo anche da solo, però ho sempre fatto questo. L'allenatore è sempre solo, anche in questo caso è Assolutamente solo, sì, no? assolutamente C'è sì. da prendere delle decisioni e l'allenatore è solo, c'è da prendere insomma la macchina e far tanti chilometri e spesso e volentieri Però l'allenatore è comunque solo. mi ha fatto conoscere tante persone, e sono contento del percorso che ho fatto. Sicuramente potevo fare di più, però non... Senti, sono rimasti buoni rapporti anche con alcuni giocatori che tu hai allenato che magari erano nella parte finale della loro carriera? Sì, io devo dire che ho avuto la fortuna e la soddisfazione di allenare Ciccio Galeoto, Rosero Bennardo, gente che ha calcato, insomma Ciccio Galeoto ha vinto Fatto sceneggi 7 importanti. campionati fra C e B, l'ho avuto a Campofranco, quindi Rosero Bennardo l'ho avuto in quella famosa stagione alla Parmonval, e che tuttora siamo in buoni rapporti, e ne ho avuto l'Onigro, che era, quando l'ho avuto io era abbastanza giovane, che adesso è a Vittoria. Insomma, sì, è normale, come tutti gli allenatori, con alcuni. Quindi hai preso qualcosa anche da questi giocatori, sì, no? ma Perché poi diventano anche io con i giocatori di esperienza benzina per te. ho allenato Tonino Cardinale, che ha giocato alla Cireale, Atletico Catania, quindi sì, no, ma io soprattutto con i grandi mi confronto. A me piace essere, come ho detto in precedenza, piace essere un leader, però io con i grandi mi confronto molto, soprattutto quando ho avuto a Galeota, a Rosario, che hanno avuto allenatori come Gasperini, De Lo Rossi. Certo, sono confronti importanti. Sono confronti importanti che ti fanno crescere. Ecco, ma in questo caso tu adesso da allenatore che vivi comunque la crescita di molti giovani, noti delle differenze, cioè questi giovani non sono i giovani di un paio di anni fa. Assolutamente no, io però ho una mia mentalità, nel senso che io gli parlo sempre del passato, perché il passato nostro è un passato molto importante. Gli parlo della mia esperienza, che essendo un giovane un po' ribelle l'ho pagata perché potevo fare una carriera diversa, quindi cerco di dargli quei consigli rispecchiando la mia, E ti la mia realtà. ascoltano? Sì, mi ascoltano anche perché mi devono ascoltare, Ti devono però alla ascoltare. fine poi credo che anche loro hanno quella crescita sia calcistica ma soprattutto umana, perché mi piace dare anche delle regole. Possibilmente non assimileranno tutto adesso subito, ma poi con il passare degli anni faranno tesoro Sì. di quello che tu La hai mia detto. più grande soddisfazione è sentire ragazzi che ho allenato anche 10 anni fa,
che si ricordano i vecchi tempi anche quando li bastonavo. Allora lì sì che si diventa veramente dei grandi allenatori. Assolutamente sì, sono d'accordo. Bene, grazie per essere stato Grazie con a te, noi, è stato un Corrado. piacere. Ti sei raccontato, e devo dire anche in maniera molto semplice e non timida, perché hai raccontato fatti anche della tua vita. Assolutamente sì. Grazie a Corrado Butolo, che è stato l'ospite odierno del nostro Face to Face. Appuntamento al prossimo.